Bob, la regione cede ai comuni. Passo indietro di Venezia rispetto alla decisione di utilizzare i fondi dei comuni di confine per la gestione della pista di bob dopo le Olimpiadi. Questo il tema utilizzato dal Gazzettino di Belluno per l'apertura di oggi, tema che fa riferimento a una riunione svoltasi ieri a Belluno nel palazzo della provincia tra i sindaci dei comuni di confine di prima e seconda fascia e il segretario generale della programmazione della regione. Riunione alla quale ha partecipato anche il presidente della provincia, Padrin, e il presidente del comitato che gestisce i fondi comuni confinanti, Dario Bond. Nella riunione la regione ha ammesso che probabilmente è stata un po' affrettata l'indicazione dei fondi di confine come fondo per gestire il futuro della pista di bob di Cortina, vista anche la contrarietà dei sindaci presenti e visto anche il fatto che il fondo è destinato a spese di investimento e non a spese a spesa e non a spesa corrente. Di qui la necessità di rivedere questa indicazione, questa decisione della regione, anche perché nell'occasione il sindaco di Cortina ha fatto presente che grazie agli investimenti olimpici realizzati in Ampezzo ci sono le possibilità che Cortina abbia i fondi anche per gestire la pista di bob in futuro, ma ogni decisione comunque è stata rinviata per la necessità di avere in mano una previsione certa, bollinata, è stato detto, rispetto alle spese previste dal futuro da parte della società, la Simco, che sta realizzando gli impianti, dati che saranno disponibili dopo l'estate in settembre-ottobre e che sono necessari per esaminare con più certezza e più dati la questione e prendere una decisione. Il tema lanciato in prima pagina dal Gazzettino viene poi approfondito in terza pagina con i particolari appunto emersi nella riunione tenutasi ieri tra i comuni di confine di prima e seconda fascia. Tutti presenti sono 40 eccetto 6. Ma andiamo ad altre notizie proposte oggi dal Gazzettino di Belluno, a partire dal funerale di Emanuele Micheletto, il quarantenne deceduto domenica al termine della cronoscalata del Nevegal per un incidente nei lavori di sistemazione della strada al termine della corsa. Ieri, fuori dalla chiesa di Santo Stefano a Belluno, anche la sua Peugeot 106 utilizzata per la cronoscalata. In tanti al funerale, in cui il feretro è arrivato ricoperto dello stendardo firmato da tutti i vincitori dell'Alpe del Nevegal. Un momento toccante e anche molto triste per questa tragedia inaspettata che molto ha colpito. Rivolta in carcere, ecco cosa è successo. Richiamati anche gli agenti che non erano in servizio per far fronte all'emergenza di giovedì sera nel carcere di Baldenic a Belluno. A spiegare i fatti il sindacato della polizia penitenziaria. Diversi i temi da affrontare con la direzione. Serve un tavolo, sottolineano. Tra gli esempi, concesso ai detenuti di posticipare la chiusura delle celle con un ulteriore aggravio di lavoro per noi, dicono i
poliziotti. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Patto parrocchia comune, medico per Castion. Da maggio è attivo l'ambulatorio offerto gratuitamente dal parroco di Castion, Don Marco De Marc, e adesso c'è un nuovo dottore. Nazario Ponticello prende il posto di Dapian, il giovane professionista che a metà maggio ha riattivato il servizio. L'assessore comunale di Belluno Dal Pont in programma la ristrutturazione di un edificio da trasformare in locali sanitari. E sempre dal comune di Belluno, manutenzione e sfalci, sempre meno operai. L'assessora Dekunovic fa il punto sul piano del verde, ma ricorda: ormai nessuno si presenta ai concorsi e perdiamo risorse. Passiamo da Belluno a Feltre per dare notizia dell'avvio del palio con le cene dei quartieri. Nonostante le previsioni del tempo non incoraggianti, i capannoni allestiti dalle contrade hanno richiamato in centro molti tra feltrini e turisti, e ci sono appunto le immagini che documentano la partecipazione alle cene di quartieri e quindi il via alla 3 giorni del palio, che si concluderà domenica con la corsa dei cavalli. E proprio per quanto riguarda questo aspetto, cavalli promossi dai veterinari, sani e di buon livello. Il responsabile Mario Brambilla: l'antidoping è stato eseguito da protocollo ad ogni animale. Siamo sempre a Feltre. Il comune via le barriere architettoniche. Il comune ha presentato un piano per gli adeguamenti di oltre 2,6 milioni di euro che sarà illustrato ai cittadini. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona: si tratta di un lavoro imponente, sono stati valutati 71 edifici. Santa Giustina, campo di calcio sintetico, tra poco il taglio del nastro. E da Seren del Grappa: tanti animali selvatici nei boschi. Il sindaco Scopel scrive al prefetto. Andiamo in Alpago. Sistemato il torrente Valda, corso d'acqua ora più sicuro. La regione ha avviato una serie di interventi per oltre 2 milioni di euro. E poi una notizia che viene da Agordo. Camion sbanda, lo schianto, 8 feriti. Caos ieri pomeriggio sulla Gordina, a Ponte della Missiaga, dove un mezzo dei servizi postali è finito di traverso sulla strada. Inevitabile lo scontro con 2 auto che arrivavano dal lato opposto. Una persona purtroppo è stata ritrasportata all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. La strada è rimasta chiusa fino alle 22 con code e disagi, complicata operazione di recupero del veicolo pesante. Braccia incrociate alla Ex Polaris di Sedico. Il 90% dei dipendenti ha scioperato. Preoccupano le prospettive che vedrebbero un ridimensionamento della produzione e anche un trasferimento di una parte della 70 di operai che sono attualmente impegnati. Ed eccoci a San Vito di Cadore. Lavori alla variante, chiusa via Pelmo. Il provvedimento scatta lunedì fino al 20 settembre. In cambio è stata riaperta via Senes a traffico alternato. Il sindaco De Bon: aspettiamo quest'opera da 50 anni. ANAS rassicura sui vincoli ambientali. Tutto sotto controllo. E da Santo Stefano di Cadore, via Alighieri, senso unico per sempre. E per quanto riguarda lo sport, chiudiamo con questa notizia di calcio. Dolomiti Bellunesi, la formazione della provincia che milita in Serie D, nel girone di ferro. Il gruppo C ha 20 squadre con 5 bergamasche. Aumentano i turni infrasettimanali e settimanali e il chilometraggio delle trasferte.
Coppa Italia, primo turno l'1 settembre, fuori casa a Treviso. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che apre in prima pagina con la notizia della riunione tenutasi ieri in provincia a Belluno sul problema della gestione della pista di bob di Cortina dopo le Olimpiadi. Il titolo proposto è Bob Cortina farà da sola. Colpo di scena durante il summit di sindaci contrari all'uso dei fondi di confine per gestire la pista. L'amministrazione di Cortina rompe il fronte del no. Possiamo arrangiarci grazie all'entrata degli investimenti olimpici, e viene data quindi evidenza alla prospettiva palesata ieri dal sindaco di Cortina a questo proposito. Ma andiamo alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno, che iniziano proprio con questa notizia, con l'approfondimento di quanto emerso nella riunione di ieri. I sindaci non possiamo mettere a rischio il fondo comuni confinanti. Maccagnan, scandaloso essere coinvolti con 5 anni di ritardo. È stata lamentata appunto il fatto che la regione avesse indicato come fonte di finanziamento per la gestione della pista il fondo comuni confinanti, senza neppure aver ascoltato e coinvolto i comuni che di questo fondo sono i destinatari. Sempre da Belluno. Ingresso scontato al museo per promuovere il territorio. Il comune entra nel progetto Veneto My Card al Museo Fulcis pagando 5 euro. Le opere e le eccellenze della città saranno valorizzate grazie a questo circuito. I volontari di Belluno Alpina puliscono i sentieri del Nevegal, manutenzioni e insieme promozione turistica. Domenica l'appuntamento a Pian del Monte per intervenire sul Visentin e il Monte Sambuga. Il territorio è attrattivo, sottolineano i volontari di Belluno Alpina, anche per escursioni a cavallo, come dimostra una foto a corredo dell'articolo. L'AID, l'associazione contro le leucemie, con la borsa di studio, pagato un nuovo medico per il laboratorio analisi. Messa in sicurezza dell'Alemagna lungo il Fadalto. Per i paramassi servono 49 milioni. Ok dal Comitato regionale di valutazione impatto ambientale. Approvato il piano dell'ANAS per costruire gallerie e barriere. L'arteria intanto in parte non è ancora agibile dopo la frana che l'ha resa impraticabile nelle settimane scorse. Le ruspe e i camion sono al lavoro. L'ultimo saluto di Belluno al suo Manuele Micheletto. Ciao, mancherai per sempre a tutti noi. Questo è il titolo proposto dal Corriere delle Alpi per la cronaca del funerale del 40enne morto dopo la cronoscalata del Nevegal. Folla al funerale. Ora dobbiamo concedere al tempo di lenire questa sofferenza, una delle sottolineature proposte durante il rito. Giro del Lago di Santa Croce per l'edizione 2024, dimensione sempre più internazionale. Oltre al patrocinio del Parlamento europeo, organizzata anche una mostra di artisti finlandesi. La consigliera comunale Bortoluzzi sarà una gara all'insegna dell'inclusività e della solidarietà. Eccoci a Feltre, città senza barriere architettoniche, esaminati 71 edifici e 49 aree pubbliche. Il comune riscrive il piano risalente al lontano 92. L'iniziativa sarà presentata coinvolgendo anche i cittadini. E poi, per quanto riguarda il Palio di Feltre, staffetta stellare con keniani e inglesi, tiro con l'arco, Esposito con il Duomo. Ufficializzate ieri le scelte dei 4 quartieri per le gare che assegnano i primi punti questa sera in Piazza Maggiore.
e poi ci sono anche delle foto che danno conto delle cene dei quartieri svoltesi ieri sera. E per quanto riguarda l'ultimo giorno del Palio, in particolare la gara dei cavalli, promosso l'anello di Pra del Moro, la capienza fissata a 7.000 posti. Il vicepresidente Sachet abbiamo ricevuto i complimenti per come l'arena è stata sistemata. Ed eccoci ad Arsier, sghiaiamento del lago del Corlo. I soldi ora ci sono, disponibili 107 milioni per gli interventi antisiccità dal lago di Arsier, possibile ottenere 7 milioni di metri cubi di acqua in più. Al via il cammino a San Vittore, al via il cammino dal santuario di San Vittore fino a Cima Grappa. Partenza questa mattina all'alba per incontrare il vescovo di Belluno Feltre a Rasai. Il campo base è alle Bocchette, dove i pellegrini si fermeranno la notte. Domani l'ultimo tratto fino a Cima Grappa per assistere alla cerimonia religiosa, al sacrario. I lavoratori della Expolaris di Sedico, delusi e arrabbiati, scioperano in massa contro il trasferimento. Ieri il presidio fuori dai cancelli a Sedico, adesione al 90%, amarezza per le immagini della festa alla Castelmac. Prima riunione in Unione Montana a Limana con ratifica degli eretti, rinviata l'indicazione della presidenza. Ed eccoci nel Pago a Tambre, strada Campon Piancanaie, ancora chiusa tra le polemiche. La protesta di Michele Boato e i sospetti di Toio De Savorniani dopo i lavori, inaccettabile scelta del comune, sottolinea, preludio al collegamento con Piancavallo. Scontro tra camion e 2 auto, 8 feriti. Difficile intervento per estrazione di una delle persone coinvolte e ritrasportata a Treviso. È in prognosi riservata. Si tratta della cronaca, corredata anche da 4 immagini, dell'incidente stradale occorso ieri nei pressi di Agordo. E sempre dalla Gordino, dalla Valle, da oggi a lunedì con la Proloco alla sagra della Madonna della Neve. Cortina, nessuna auto al parcheggio di Acquabona. Darin serve tempo, è sicuro e gratuito. ANAS fatte importanti opere di presidio e difesa tra argini e vasche di accumulo, investimento di oltre 4 milioni. Pendolari e turisti per il momento non hanno recepito che ci sono delle comode navette per giungere da questo parcheggio al centro di Cortina e quindi il parcheggio è ancora poco frequentato, per non dire deserto. 1 milione per rifare il look, via libera ai lavori a Vallesella. Il fondo dei comuni confinanti ha stanziato la somma necessaria all'intervento. Entro la fine del prossimo anno dovrà essere concluso il primo lotto di opere. Saranno rifatti bagni e spogliatoi del campo di calcio e verrà costruita una nuova tribuna. Stasera in piazza Santa Giustina ad Auronzo suonano i Los Massadores. E concludiamo con una notizia di sport. Valbelluna Basket, nuovo sponsor e il rientro di Simone Raccanello. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.